l'ufficio anagrafe, vediamo se ci risponde qualcuno. Noi siamo un po' in ambascia, adesso vi stiamo per dare anche il risultato. In provincia di Cosenza, Bordo, vai a vedere Castrolibero, circoscrizione sì, è questa qui, vediamo se qualcuno ci risponde. È un appassionante testa a testa, 8 su 10, 8 sezioni aggiornato alle 16. Esatto, quindi abbiamo da raccontarvi, da farvi cronaca di un'elezione che non è finita, potrebbe anche sconvolgere il risultato, Castrolibero. Cosa ne sai? 9.000 abitanti? Queste 2 sezioni potrebbero capovolgere. Comunque non risponde nessuno. No, non stanno rispondendo. Sono troppo impegnati. Ci credo. O c'è un'epidemia zombie a Castrolibero e sai, finiscono con 8 su 10 intorno al deserto. Può essere. C'è l'epidemia di Ebola. Non scherzare sull'epidemia di Ebola. Non scherzo assolutamente. Perché poi diranno, scherzavano in radio. Sai che oggi è stato il primo italico contagiato. Sì. Insomma, sì. Ma dai, ogni tanto c'è Aldo Fabrizi che interviene, la tua anima romanaccia. No, perché penso che infesti queste stanze. E lo spirito di Aldo Fabrizi probabilmente è da queste parti. Intanto scusa se ti do questa dimostrazione. No, ecco, abbiamo un risultato parziale di Castrolibero dove, ripeto, le elezioni non sono ancora finite. Vi ricordo che il candidato presidente per il centro-sinistra in Calabria è Oliverio Gerardo Mario, che adesso è un calciatore brasiliano, penso. Sembra un difensore. Sembra quei nomi degli acquisti di gennaio dell'Inter. È arrivato Oliveiro Gerardo Mario. Ieri ha pareggiato il derby, quindi vale tutto. Allora, in questo momento a Castrolibero è in testa il centro-sinistra, tanto per cambiare, con 2.967 voti. Il 70%. Mentre il centrodestra, che è capitanato da Ferro Wanda, Vandaferro, che sembrano quelle lettere che mandano i giornali con i nomi finti, che devi stare attento perché tipo Luca Pezzolo, ti cura una carie. Invece no, qui c'è Ferro Wanda ed è a 530, quindi c'è un certo distacco, ma le ultime 2 sezioni ancora non rispondono. Le ultime 2 sezioni di Castrolibero potrebbero portare a un completo ribaltamento delle sorti di questa elezione. Vediamo un po'. Niente, regista, non ci rispondono. Io incomincio a essere preoccupato. Adesso io, regista, Apocalisse zombie. Apocalisse Castrolibero. Vediamo un po', no, non ci stanno rispondendo. Noi prendiamo questo impegno con voi di darvi in diretta gli ultimi aggiornamenti. No, almeno sapere cosa sta succedendo. A me piacerebbe davvero saperlo, perché sennò poi si va di stereotipo. Noi qui poi a Radio Padania ci facciamo prendere dallo stereotipo e incominciamo a pensare che a Castrolibero ci sono, non lo so, che problemi ci possono essere per arrivare alle 16:50 del 24 novembre dopo 17 ore. Tutto Castrolibero, tipo le altre cose. No, leggo su Google News. Bus con freni rotti si ferma contro un albero. Esplosione a Castrolibero. Rave in un palazzo storico. Maxi vincita fatta segnare a Gratta e Vinci. Vuoi dire che sta facendo il rave in comune? Dolce vita a Castrolibero. Sta facendo il rave nelle sezioni elettorali. Sì, ma c'è di tutto a Castrolibero. Castrolibero, lo dice la parola stessa. Allora, come da promessa, noi abbiamo della musica classica da farvi ascoltare e poi rimaniamo. In memoria di Freddie Mercury ascoltiamo musica classica. Esatto, perché va bene così, per confondere elettorati confusi, ascoltatori ancora peggio, e tra pochissimo vi daremo gli aggiornamenti a Castrolibero se riusciamo. Va bene.
Pisa, non devi dar retta al bordo. Pisa, ascolta il Pellegrin. Pisa, fai una volta una cosa che ti dice il Pellegrin, che per chi non sa chi è il Pellegrin, ascolti Radio Padania dalle 19 alle 21. Pam, gli spottoni, perché queste sono trasmissioni che si spottizzano l'una con l'altra. Allora, abbiamo una serie di messaggi che ci sono arrivati nonostante noi ci stiamo occupando di cose le più strane. E abbiamo ad esempio un amico che ci scrive, sapete a quale numero? Al 346 64 277 56 346 64 277 56. Questo amico si chiama Beppe, ci scrive da Brescia e dice: 24 novembre sto stirando una montagna di panni, ma penso al nostro grande Matteo e tutto mi sembra bello, anche stirare. Grazie Teo, ci fai avanti così. Renzi, sì. Ci arrivano sicuramente Renzi, sì. Se stirare ti piace, probabilmente. Comunque grandi questi uomini che stirano di grande, ma tu sai stirare? No, ma di che? Ma no. Io dico che metto solo magliette per scelta, io in realtà è perché così non stiro. Chiedo una cortesia, poi la radio non mi devono vedere, io sono qui in smoking, non vi preoccupate. Siamo in accappatoio entrambi. Rossana Marino, lasciamo stare. Rossana Marino, chiedo una cortesia, vorrei la mail della vostra emittente per parlare di pubblicità, grazie. Non è male. Però se lei sta attenta, Rossana Marino, ogni 2x3 alla fine di tutti gli spot che mandiamo, e tra poco ce ne sarà uno, c'è uno jingle che fa: per la tua pubblicità su Radio Padania Libera. Chiama il numero 0266 234 234. No, è un altro. Un altro? No, non lo so. Vabbè, in ogni caso c'è lo spottone. Ascoltalo, tra poco c'è lo spottone. Poi abbiamo Dino da Brescia che dopo i risultati delle elezioni emiliano-romagnole, dove ricordiamo ha sì vinto il PD ma con qualche piccolo particolare, ossia affluenza al 37% e Lega Nord che si piazza al secondo posto con un bel 20%, Dino da Brescia si è fatto prendere così dalla situazione e scrive: siamo come i ribelli contro l'impero di guerre stellari, che la forza sia con noi. Fantastico. E poi eccoli, abbiamo un altro, Mario da Monza e Brianza, che ci dà dei pistolotti, ma penso con affetto. Come fanno a rispondervi se sono ai 16? Ai 16 stanno gli scrutatori, non ci sono gli impiegati comunali. Io sono preoccupato per Castrolibero sia per il risultato, perché mi sembra in bilico ancora. Ben 2 sezioni. Castrolibero, provincia di Cosenza. Se qualcuno riesce a darci notizie, hanno priorità su tutto. E anche nella seconda parte di Rebelot noi abbiamo ospite, ve lo diciamo, il segretario di Stato americano, ma gli diciamo stai da parte. C'è l'invio di una portaerei in zona per monitorare che la democrazia. Esatto. Comunque è un posto strano Castrolibero, vi abbiamo dato. Succede di tutto in Castrolibero, interessante, cioè piena di vita come sì. C'è qualcuno originario di Castrolibero che ci ascolta, si sente libero di scriverci un SMS. Hanno vinto 900.000 euro al Gratta e Vinci. A Castrolibero, però non sono tanto. Fai l'aggiornamento, ecco, vediamo. Siamo sempre 8 su 10. Comunque diamo un aggiornamento, perché il pubblico a casa sta solo aspettando queste notizie, per questo l'ascolta Radio Padania. È sempre in vantaggio il centro-sinistra, ma ci sono un appassionantissimo duello interno al centro-sinistra, perché la lista La Sinistra, che si presenta solo in Calabria, ho mai vista questo simbolo, contro l'autonomia e i diritti. A Castrolibero la sinistra prende 58 voti, autonomia e i diritti 55. Noi vogliamo sapere quale dei due arriverà più avanti e poi scopriamo che a Castrolibero esiste ancora la Casa delle Libertà. C'è sia Forza Italia, sia la Casa delle Libertà, sia Alleanza Nazionale. È un viaggio nel tempo. C'è Forza Italia, Alleanza Nazionale e poi un altro partito che si chiama la Casa delle Libertà, che prendono rispettivamente l'8 e il 40%, Forza Italia, Alleanza Nazionale lo 0,93 con ben 39 voti e la Casa delle Libertà il 3,07 con 128 ma voti. Fortissimo nuovo centrodestra, nuovo Cattolico, 430 voti, 10%, e poi l'Unione di Centro con 23 voti si assesta su. Però non è finita, non è finita, che siamo solo a 8 su 10, sì. Quindi noi vi daremo queste notizie e anche altre, non disperate. Dici che il presidente è in bilico. Un attimo, 2 sezioni di Castrolibero che si spostano di qua e di là e Renzi deve ritwittare. Sì. Cioè sono tutti lì, paese la sospeso. O la vittoria di Castrolibero.
le manovre del governo saranno volte a... Guarda che tu ridi, ma Castro Libero è chiaramente, si vede, un laboratorio trincea d'Europa. Sono gli ungheresi che stanno guardando con interesse. È anche un viaggio nel tempo, come vi abbiamo raccontato, ma nella seconda parte, quella dopo la pubblicità che sta arrivando, che cosa succederà? Beh, parleremo dell'Emilia Romagna e ne parleremo con una conferenza stampa di Matteo Salvini, ma dopo cercheremo di capire i flussi elettorali, dove sono andati. Cioè, chi ha votato chi, sì, va bene, ma... E anche gli astensionismi, perché non tutti gli astensionismi sono uguali. Non tutto l'astensionismo viene per nuocere, anche come dice il proverbio. Anche è possibile. Però devo dire che a questi livelli fa un po'... ma ha un grande significato. Ma ne parliamo dopo. Parliamo anche del Grillo. Parlante. E poi parliamo del perché Claudio Borghi Aquilini oggi è a Livorno. Ah, perfetto. Cosa ci fa Claudio Borghi Aquilini a Livorno? Rimanete sul Sta mangiando il cacciucco? No. Ok, allora... Non spoilerare. Cioè, se ti rispondevo sì, basta. Allora toglievi già una roba dalla scala. Dai, un SMS di qualcuno che ci ascolta da Livorno. Allora, come si chiamano gli abitanti di Castro Libero? Si chiede Stefano. Castroliberisti, forse. Castroliberiani. O Castroliberiani, fateci sapere, sondaggio online, pubblicità. Ah, e ai cuginetti? Che regalo hai preso? Un gattino. Un gatto? Chissà cosa dirà tua zia. Le piacerà di sicuro, è morbido. Romagna, lo faremo in modo serio come vi avevamo promesso? No, perché c'è quello che gli americani chiamerebbero uno spin-off della prima parte di Rebelot, e che è questo
file che ora vi facciamo sentire, ed è una proposta che trovate anche sul Corriere.it da parte del terzo segreto di Satira per risparmiare sui conti italiani, ed è il taglio delle regioni, il taglio proprio fisico delle regioni. Ciao a tutti, sono Renato. Io volevo parlarvi delle regioni. Si è parlato di tagli, ai privilegi, ai costi, ma poi sono rimaste tutte discussioni in sostanza, un po' come quando la ragazza ti dice di sistemare casa e non fai altro che buttare la polvere sotto il divano. Io credo che ci sia bisogno di una soluzione drastica al problema, quindi io, se fossi Renzi, proporrei almeno il taglio di una regione italiana, ma non tagliare, proprio tagliare fisicamente una regione, per dire una regione perfetta per questo sarebbe forse il Molise, no? Potremmo prendere il Molise, sradicarlo e portarlo, non so, nel Mar Caspio. Perfetto. Il Molise nel Mar Caspio. Urca, ci vorranno quante ruspe ci andranno? Ci andranno 40, non lo so, aspetta, vediamo, facciamo due calcoli. Allora, il Molise dovrebbe essere 4.000-4.500 km quadrati circa, per cui se lo dividiamo per 50 ruspe, che sono 50 ruspe, 30, ma forse anche 60-70 ruspe, non lo so, con precisione non lo so. Proprio, cioè, il Molise nel Mar Caspio. Comunque vi faccio un preventivo preciso e poi ve lo mando, Un bel lavorino, A parte i dettagli tecnici che tralascerei, ma questa proposta potrebbe portare un miglioramento oggettivo da un punto di vista economico all'Italia. Il Beneventano, per dire, provincia un po' sempre bistrattata dal punto di vista turistico, avrebbe un affaccio diretto sul mare, e la Campania 2 sbocchi sul mare, col golfo forse più grande del Mediterraneo, il golfo Molise, a quel punto glielo dedicherei, sul quale si potrebbero mangiare le mozzarelle casertane di confine direttamente a mare, una cosa bellissima, quindi più spiagge, più turismo, economia rilanciata da tutti i punti di vista a quel punto. E non lo dico soltanto perché ho delle case bellissime e ancora sfitte proprio lì, nella zona di Benevento. Cioè, dove sta il problema col Molise? Perché ogni volta che si deve parlare di una regione che non serve a niente, tirate fuori Molise? Ma che cos'è l'accento? Anche i comici, che quando vogliono far ridere fanno una regione che non serve a niente, Molise, e si mette tutta a ridere su sto cazzo. Qua la gente è un attimo che fa il botto. Oh, se passano proposte, i molisani montano su un casino che voi non avete idea. Che cosa volete? Cosa volete, molisani? Che se ne vanno tutti nel Mar Caspio? Ma perché? Poi non li sciode nessuno i molisani da qua. Avete capito o no? E comunque io sono pugliese, a me non me ne frega un cazzo Molise. Nessuno vuole buttare fuori nessuno. Ovviamente chi non vorrà recarsi nel Mar Caspio perché forse lo trova un po' fuori mano, forse lo è, anche se sono stati pensati dei traghetti veloci e convenzionati, comunque avrà il diritto di essere ospitato nelle regioni circostanti. Per questo io ho pensato anche a una campagna di sensibilizzazione molto efficace, una volta approvata la legge. In Italia migliaia di molisani hanno perso la loro regione e di conseguenza la loro casa. Per questo il governo ha deciso di lanciare la campagna Adotta un Molisano. Per ogni cittadino che accoglierà un molisano, lo Stato donerà 80 euro e una cacciotta, da dividere ovviamente con il molisano. Dove c'è Molise, c'è casa. Tua. Guarda che puzza che fa sta roba, ragazzi. Vi saluto e vi ricordo che l'immobiliare Ceppaloni ha una bellissima offerta per voi, per delle villette a Schiera nel Beneventano, termoautonome, 3 locali, box auto e futura vista mare, stato permettendo. Chiamate, immobiliare Ceppaloni, immobiliare. Beh, però non è una cattivissima idea. Ma non lo so, dov'è il Molise? Ma soprattutto esiste il Molisent. Il Molisent? Sì, viene chiamato così. Perché sei un anglofono. Comunque qui stavi preparando un dossier per collegarti ma al forse Molise. ne ho già parlato, ma continuo a parlare. Parliamone. Che cos'è questa cosa che si fa sul Molise in Italia? Ma noi siamo tutti convinti che il Molise non esista. Cioè, qualcuno di voi conosce un molisano? Cosa c'è in Molise? Qual è il piatto tipico del Molise? E tante altre cose, insomma. È l'equivalente di che cosa? Siete mai stati in Molise? Mi lasci collegarlo dove vuole andare? È l'equivalente di Bielefeld, un simpatico stato, una simpatica città tedesca molto molto grande, perché fa 300.000 edotti abitanti, che i tedeschi sono convinti che non esista. Ah, è il Molise tedesco? Esatto. Esiste in realtà? Esiste ed è enorme, è anche una sede universitaria abbastanza grande, però è molto poco collegato perché ha gli aeroporti molto distanti, la ferrovia non ci passa, cioè
ci passa una piccola ferrovia, non è sulle grandi linee, e soprattutto è circondata dall'Ippi, che è questa distesa agricola gigantesca che lo isola totalmente, questa città enorme, tutto il resto del mondo. E per dimostrarti che non esiste, solitamente ci sono queste 3 domande. Conosci qualcuno, hai mai conosciuto qualcuno di Bielefeld? Sei mai stato a Bielefeld? Hai mai conosciuto qualcuno che è stato a Bielefeld? Allora, lanciamole per scoprire durante questa trasmissione se c'è il Molise al 346 64 277 56. Se conosci qualcuno di Bielefeld? Di Molisano? Siete mai stati in Molise? Non vale attraversare e vedere un cartello, quello non è esserci stati. E se avete saputo mai di qualcuno che è andato in Molise. Per questo rimane il nostro numero di SMS, e adesso noi... Io conosco Molisano, ma non so se proprio, non lo so. Uno che si spaccia per sì, Molisano. Non ho delle prove. E noi invece onoriamo il mortiversario di Freddie Mercury con questa canzone che è Too Much Love Will Kill You, che è un po' un avvertimento.
piace pensare, almeno politicamente parlando, perché sì, stiamo finalmente per atterrare sulla serietà di questa trasmissione, sulla quale non metto comunque la mano sul fuoco, perché quando sono in gentile compagnia del dottor Andrea Pupazzi c'è sempre da temere che prenda lui il sopravvento sul microfono. Dipende se gli ascoltatori mi fanno incazzare o no. Non ti faranno mai arrabbiare, come non ti fa mai arrabbiare nessuno, e come oggi erano tutt'altro che arrabbiati Alan Fabbri e Matteo Salvini, che hanno fatto la conferenza stampa che ora vi trasmettiamo proprio in seguito alle elezioni regionali. Eccola. Grazie a tutti. Ovviamente siamo qua a commentare un risultato dal nostro punto di vista neanche lontanamente prevedibile anche per i più ottimisti. I numeri dicono che in 6 mesi abbiamo raddoppiato i voti di persone reali, passando da 116.000 voti alle elezioni europee a 233.000 voti alle elezioni di ieri, e abbiamo quadruplicato la percentuale. Quindi siamo strafelici. Abbiamo una pattuglia di 9 consiglieri regionali che già da oggi pomeriggio hanno il dovere di essere presenti, finiti i festeggiamenti sul territorio, a fare i guardiani di tutto quello su cui ci siamo impegnati in campagna elettorale, e di marcare a uomo un partito democratico che comunque ha vinto nonostante i disastri compiuti. Quindi prendiamo atto del dato elettorale. Poi Alan parlerà di questi 9 consiglieri regionali, fra cui c'è il più giovane eletto della storia del Consiglio regionale dell'Emilia Romagna. La valutazione è che non ha vinto nessuno, visto che 2 persone su 3 sono rimaste a casa. E quindi, a differenza di Renzi che gongola e twitta, noi ci domandiamo il perché in una regione di solito partecipativa come l'Emilia Romagna ci sia un dato di astensione come questo, e facciamo anche un esame di autocritica per capire come in futuro proporci ai non elettori in maniera seria, credibile, concreta e coinvolgente. Quindi non andiamo in giro a stappare spumante, cosa che la vecchia politica ci permetterebbe di fare, perché in ogni caso l'Emilia Romagna è un segnale negativo per la democrazia e per la partecipazione in quanto tale. Detto questo, è un segnale positivo, perché il mondo e l'Italia esisteranno anche dopo Renzi. Sta nascendo una proposta economica, culturale e di vita totalmente alternativa al renzismo, che si basa su pochi punti, però precisi, concreti e coerenti. Uno, la proposta economica della Lega la presenteremo a Milano sabato 13 dicembre, quando lanceremo la campagna per l'aliquota fiscale unica secca, uguale per tutti, famiglie e imprese, al 15%. Verrà il professor Rabushka dagli Stati Uniti, che è uno degli inventori della flat tax, e quindi meno tasse, che significa meno Stato e meno burocrazia. Il dopo euro, che ci dicevano avrebbe allontanato e spaventato gli elettori, mentre la gente sa far di conto e quindi si sta rendendo conto che l'euro ha vita breve. Noi stiamo preparando un'uscita la più soft e la più indolore possibile, una battaglia senza quartiere a un'immigrazione senza controllo, che in Emilia Romagna sta causando dei danni che magari non arrivano anche alle televisioni come Tor Sapienza, che però noi vorremmo prevenire per evitare altri episodi come quelli. E poi le battaglie della Lega. Stiamo aspettando il giudizio della Corte Costituzionale a giorni per l'ammissibilità o meno del referendum per cancellare la legge Fornero. Ci auguriamo che la Corte rispetti la volontà dei 500.000 che hanno firmato, e che quindi in primavera tutti gli italiani possano pronunciarsi su questo referendum. Non voglio neanche lontanamente prendere in considerazione il fatto che ci rubino questa possibilità, perché in questo caso ci arrabbieremmo e parecchio. Detto questo, i temi dell'Emilia Romagna sono sul tavolo. Oggi, mentre noi stiamo parlando e Bonaccini sta festeggiando, ci sono migliaia di imprenditori
a cui Equitalia sta mandando a casa delle cartelle esattoriali idiote e senza senso, e quindi sono stati 20 giorni appassionanti. Abbiamo fatto la campagna elettorale spendendo 2 lire. Penso che abbiamo speso per tutta la campagna elettorale in Emilia-Romagna quello che il PD ha speso per fare l'incontro di Renzi al Palazzetto dello Sport. Per intenderci, abbiamo consumato tanta suola di scarpe e abbiamo raccolto un patrimonio che ci piacerebbe spendere in tutta Italia, nel senso che da oggi ci sentiamo parte di un progetto che non guarda solo al nord evidentemente, ma guarda a tutta Italia, visto che le 2 emergenze, disoccupazione e immigrazione, si fanno sentire a Ferrara, si fanno sentire a Brescia, ma si fanno sentire anche a Taranto e a Salerno. Non mi appassiona particolarmente il derby in casa con Forza Italia o l'aver superato Grillo, anzi il voto dell'Emilia Romagna ci dà una responsabilità in più e quindi vedremo di meritarci la fiducia avuta e di riguadagnarci la fiducia di quei milioni di elettori che anche ieri hanno preferito rimanere a casa, e quindi è una bellissima sfida e quando Renzi vorrà noi saremo pronti. Alan? Sì, anch'io mi associo ovviamente a quello che ha detto Matteo. È stata una sfida sicuramente appassionante. Abbiamo fatto in 3 settimane 17.000 chilometri, impostando una campagna elettorale in mezzo alle persone, tra i bar, i mercati, le piazze, e è stata un'occasione sicuramente di crescita per il movimento importante. Il dato ovviamente l'ha già commentato Salvini, alcune magari riflessioni più puntuali. Al di là del risultato politico che la Lega Nord diventa il secondo partito a livello regionale di Emilia Romagna e, come si diceva prima, ovviamente queste cose ci responsabilizza. Abbiamo eletto 9 consiglieri regionali, tra cui il più giovane di tutte le consigliature della regione Emilia Romagna, Rancan di Piacenza, a 22 anni. Abbiamo ottenuto dei risultati importanti, sempre a Piacenza il centrodestra è la prima coalizione. A Ferrara, che è la mia provincia di residenza, siamo arrivati testa a testa con Bonaccini, 42 circa la coalizione di centrosinistra, 40 la coalizione di centrodestra, anche questo è un dato storico. Siamo il primo partito in tantissimi comuni dell'Emilia Romagna, dal Piacentino al Ferrarese, passando per il Modenese. Abbiamo avuto un dato molto importante e significativo in termini appunto di percentuali Lega Nord per quello che riguarda l'area del cratere terremotato dimenticato appunto dal governo, del governo centrale. Considerate che siamo il primo partito a Finale Emilia, a Mondeno, a Cento, a Mirabello, a Sant'Agostino, quindi tutta la parte del cratere sia modenese che ferrarese ha avuto appunto un riscontro molto importante, anche la parte alluvionata dei territori emiliani. Credo che, come si diceva prima, da oggi comincia un nuovo modo anche di fare opposizione, che deve essere organica, compatta e contrastare quello che è uscito da questo voto, che mette ovviamente in evidenza una strategia politica del PD che è mancata, tant'è che la maggior parte degli elettori dell'Emilia Romagna non sono andati a votare, e credo che anche ci sia stata una volontà da parte sia del sistema delle istituzioni dell'Emilia Romagna che di un certo tipo comunque di visione politica del PD, che ha voluto nascondere comunque il fatto che si andava a votare per non andare a creare dei problemi al loro candidato presidente, a cui auguro comunque un in bocca al lupo per quello che dovrà essere appunto il suo lavoro. Domande? Aspetta, domande con microfono, altrimenti non ci sentono. Prova. Allora, ha già spiegato come spenderai sul territorio questo risultato, ma nell'ambito del centrodestra? Nell'ambito del centrodestra ovviamente non c'è nessuna ostilità, anzi spero che questo risultato sia uno stimolo per lavorare su pochi punti concreti, su 4 o 5 punti concreti. Il tema economico è il primo. Proprio oggi come Lega presentiamo una proposta di legge per emendare la Costituzione, visto che sta cercando di emendarla da cima a fondo, in cui diciamo che prima ancora del pareggio di bilancio la necessità è la piena occupazione, e quindi ribaltare l'approccio con le politiche europee, il rispetto dei vincoli europei, dei tetti, dei deficit cretini, e quindi prima la piena occupazione e poi ci preoccupiamo di tutto il resto, perché se la gente non lavora, non consuma e non paga le tasse non vive.
speriamo che il dibattito in seno a Forza Italia si sviluppi in maniera rapida, perché su questi temi, economia, il rispetto delle autonomie e delle identità, con una ripresa e un completamento serio del percorso del federalismo che in Italia purtroppo da anni è rimasto in sospeso, e quindi io penso che con una coalizione compatta, che per ovvi ed evidenti motivi non può comprendere Alfano, che non ha niente di alternativo a Renzi e non ha niente di centrodestra. Dico Alfano perché non parlo di tutto il suo schieramento, visto che ci sono uomini e donne anche nel nuovo centrodestra che penso possano essere interessati alla nostra proposta di governo, perché noi stiamo costruendo qualcosa che punta a essere maggioranza. Non partecipiamo per il gusto di partecipare, ma partecipiamo per arrivare laddove si decide e poi decidere in base a un programma assolutamente chiaro, che può piacere o non piacere, ma dal nostro punto di vista rilancerebbe l'economia in Italia. Berlusconi vi ha fatto i complimenti o no? Berlusconi non l'ho sentito, anche perché non aver vinto un derby come quello di ieri sera mi avrebbe portato a essere incazzato, e quindi conto di sentirlo nelle prossime ore. Matteo, volevo chiederti quale sarà l'identità futura della Lega, nel senso, tu proponi la flat tax, che è figlia della dottrina reganiana, e una politica liberista significa avere delle imprese o delle multinazionali che vengono in Italia e che poi vogliono mano libera, sia sul costo, sul potere d'acquisto dei salari, sul rapporto con i dipendenti, ma anche nell'uso della manodopera, che molto spesso è extracomunitaria, e questo anche perché gli extracomunitari hanno meno capacità di poter difendere il loro potere d'acquisto dei salari. Tu però sei sempre stato uno che è andato a parlare con gli operai, è stato dentro le fabbriche e tutela o ha cercato di tutelare la loro condizione lavorativa. Come pensi di poter conciliare due politiche così diverse tra di loro? Perché o è liberista e quindi è vicina a quelle imprese che vogliono venire in Italia ed avere mano libera, o è dalla parte di chi invece vuole tutelare i diritti dei lavoratori. Allora, quale sarà l'identità del futuro della Lega? Cioè, più liberista o più, tra virgolette, conservatrice? In realtà è oggi che le imprese possono fare quello che vogliono. Io rifiuto le categorie vecchie, destra, sinistra, liberisti, conservatori. Tornando a Miglio, io penso che la Lega si schiererà a fianco dei produttori. In questo momento l'Italia è divisa fra produttori e assistiti. C'è un voto di assistiti, che è stato anche quello emiliano-romagnolo, che è un voto di conservazione. I produttori in questo momento sono sempre messi meno in grado di produrre, e se non producono non assumono e non creano ricchezza. E quindi preferirei andare oltre le vecchie categorie del Novecento. Siamo nel 2014. Io voglio aiutare chi produce. Chi produce può anche essere un pubblico dipendente che produce servizi lavorando il doppio perché deve tappare i buchi del collega assenteista tutelato dai sindacati. Quindi voglio andare avanti, non mi ritengo né di destra né di estrema destra, anche perché la flat tax è liberista, però un mantenimento di un certo tipo di stato sociale. Quando siamo andati a visitare l'ospedale di Nova Feltria, nelle montagne del Riminesi, ci siamo impegnati a che gli ospedali in montagna mantengano i livelli di assistenza che garantiscono oggi. Quindi non siamo schizofrenici, semplicemente c'è una sacca di assistiti che votano per interesse, anche, non solo, non voglio fare il Landini che Renzi lo votano le persone. Il voto è voto, e quindi se il PD ha vinto in Emilia, viva il PD. Detto questo, abbiamo un progetto di vita diverso che, ad esempio, partendo dalla flat tax, aiuterebbe soprattutto gli ultimi, perché oggi a pagare in Italia sono i redditi da 20.000 euro, mentre i milionari non pagano una lira, o se lo fanno è un'eccezione. Quindi vorremmo riportare un po' di giustizia sociale, uso questa parola grossa, però anche lavorando sulle leve economiche. Dov'è il microfono? Domande?
Boh. Se siamo stati esaurienti siamo assolutamente... Aspetta, no. Se sentirà Berlusconi oggi, come ad Alfano chiede di non fare in un certo modo il ministro dell'interno, ci sarà una richiesta che farà a Berlusconi, per esempio, di disimpegnarsi su fronte a riforme, sostegno più o meno nascosto a Renzi, un patto da sottoscrivere insieme? Sono delle richieste precise che farà Berlusconi per riprendere? Stiamo cercando di essere maggioranza in Italia per una proposta alternativa a Renzi. Evidentemente non puoi soccorrere Renzi per quello che è il suo progetto di controllo della società. Poi però non do lezioni né a Forza Italia né a Berlusconi. Dico semplicemente che le pseudo riforme che sta portando avanti Renzi sono un danno per il Paese. Pensiamo alla cosiddetta abolizione delle province, che in questo momento sta costando agli italiani di più, a decine di migliaia di dipendenti pubblici in ufficio che non sanno che cosa fare, come farlo e con che soldi farlo, e metterà a serio rischio la manutenzione delle strade e il riscaldamento delle scuole. Adesso li aspettiamo al varco, quindi chiunque sostenga Renzi sostiene le politiche di Bruxelles, perché Renzi è la brutta copia di Monti, né più né meno. Quindi per quanto mi riguarda io a Renzi non solo non do il braccio, ma non gli do neanche il dito mignolo, ma non perché mi sta antipatico, anzi mi sta pure simpatico. Però il problema è che le sue ricette in campo economico e istituzionale sono contro l'Italia. Grazie a tutti. Missione post E siamo in diretta di nuovo. Abbiamo sentito quindi la conferenza stampa di questa mattina di Alan Fabbri e Matteo Salvini in commento quindi della Lega a questo risultato elettorale che vede una crescita oggettiva anche di voti assoluti, però cerchiamo di guardare
meglio queste elezioni regionali, specialmente le elezioni dell'Emilia Romagna, perché insomma sono elezioni che hanno un loro profilo, diciamo, di originalità, perché una regione come l'Emilia Romagna eravamo abituati a raccontare di tassi di votazione, tassi di astensionismo bassissimi e affluenze altissime, e al netto di questo ci sono tutte delle considerazioni da fare. È la regione dove è nato il Movimento 5 Stelle, è una roccaforte storica del PD, insomma questo voto cerchiamo di inquadrarlo meglio e lo facciamo col direttore scientifico di SVG, Enzo Risso, che è in onda con noi. Buon pomeriggio Enzo. Buon pomeriggio. Intanto grazie di essere in onda con noi. La prima domanda, quella che proprio le faccio così da votante medio, è questa astensione altissima. Siamo al 63% di persone che non si sono recate alle urne in Emilia Romagna, è un dato altissimo. In qualche modo come si può spiegare secondo lei? La spiegazione è che è duplice, diciamo. Da un lato ci troviamo a parlare di elezioni cosiddette di middle term, cioè elezioni che avvengono non al di fuori della dimensione nazionale della campagna elettorale. Quindi oggi al voto sono andate solo 2 regioni e quindi non c'è un clima politico nazionale in cui telegiornali, televisioni, giornali parlano che si deve andare a votare. Quindi già questo si è votati praticamente in frigorifero, cioè in una situazione a freddo. Quindi con poca esposizione televisiva, i programmi che non parlano... Con poco clima elettorale. Perfetto. Poi c'è il portato, tutte le vicende emiliane ovviamente, perché voi dovete pensare che il PD, per esempio, che ha vinto le elezioni, però ha perso diciamo 600.000 voti, perché solo il 42% di quelli che alle europee avevano votato PD è tornato a votare PD, mentre il 52%, cioè 627.000 elettori, sono rimasti a casa. Quindi e questo stiamo parlando di una quota enorme di persone che è rimasta a casa. 600.000 più o meno, quindi è veramente 600.000 elettori del PD, a cui si devono assommare per esempio 260 elettori del Movimento 5 Stelle che non sono andati a votare. Ecco perché, diciamo così, dalle proiezioni non c'è un travaso, mi sembra di capire, tra lo scontento del PD e altre forze politiche. Paradossalmente è addirittura la Lega, seppur con percentuali molto basse, a catalizzare qualcosa del disagio PD. Il resto si va a posizionare nell'astensione, mi pare che sia questa la proiezione che è venuta fuori dai sondaggi dopo le elezioni. Sì, diciamo che la Lega, intanto c'è da dire che la Lega ha un successo inequivocabile, cioè nel senso che la Lega non solo conferma 70.000 voti di quelli che avevano già votato per la Lega alle regionali, ma conquista per esempio 49.000 voti da Forza Italia e ne conquista 36.000 e 35.000 dal PD e dal Movimento 5 Stelle. Quindi diciamo la Lega raccoglie circa 130.000 voti di delusi sia del centrodestra, sia del centrosinistra, sia del 5 Stelle. Ecco, ovviamente quando si parla di queste proiezioni, di questi flussi di voto, non diamo una matematica certezza, sono però delle riflessioni che hanno dei fondamenti statistici reali che appunto sono frutto delle rilevazioni che ha fatto SVG. Quindi proviamo a farci anche un'astrazione così di teoria politica. I voti presi da Forza Italia possono rientrare, diciamo, in un portato cultural politico comune, nel passato comune, si possono capire, insomma, le corde toccate dalla Lega assomigliano a quelle toccate da Berlusconi in alcuni periodi, o comunque dall'elettorato moderato cosiddetto di centrodestra. Anche i voti dal Movimento 5 Stelle, 35.000 in Emilia Romagna, si possono capire perché la battaglia No Euro, tante cose in cui la Lega è diventata addirittura oggi avanguardia rispetto a Beppe Grillo, proprio come posizionamento politico. Il dato che emerge, che mi sembra di rilevare, sono i 36.000, che non sono pochi, voti che dal PD dovrebbero essere andati verso la Lega. Come si spiega questo sisma elettorale, seppur ridotto?
sicuramente questo è legato al fatto che il Movimento 5 Stelle e il PD hanno mietuto delusioni in questo periodo, nel senso che il PD per le diverse vicende dei rimborsi elettorali e il Movimento 5 Stelle per l'alto tasso di conflittualità interna e anche per un posizionarsi in questa fase da parte del Movimento 5 Stelle, soprattutto sul tema del Job Act, posizionarsi in modo molto vicino ai staccati e quindi a una percezione che stanno facendo una battaglia un po' di retroguardia vecchia, e quindi questo porta poi ai voti che sono passati sia dall'una che dall'altra formazione verso la Lega. Ma per rendere la situazione, il discorso più chiaro, il PD ha perso tanti voti, ugualmente il Movimento 5 Stelle, ma soprattutto il PD li ha persi soltanto per questioni sistemiche o l'ha persi anche magari per motivazioni legate all'andamento del governo e ovviamente agli scandali? Ma direi che per quanto riguarda l'Emilia il PD paga il fatto che c'è stata la dimissione del presidente regionale uscente. Ma anche in relazione al fatto che l'elettorato del PD in quella regione è quella più attaccata alla vecchia guardia, quindi il PD ex comunista e non il nuovo PD che comunque si è spostato molto a destra. Questo conta, influisce, è determinante in queste elezioni, in questi risultati? Ma se tu guardi i dati di flusso elettorale, il PD perde verso la sinistra, cioè verso STEL, Rifondazione Comunista, eccetera, il 2%, quindi 24.000 voti. Quindi la sinistra, la parte del PD che era delusa dal governo Renzi è andata lì, anche in Emilia. C'è proprio un segnale della serie: ci avete stancato con i giochini di palazzo, no? Quindi con il giochino che uno con la storia dei rimborsi e in generale con il fatto che si è mandato l'elettorato a votare prima della scadenza naturale. Ecco, l'ultima domanda che volevo fare, Risso, è una domanda più che da sondaggista, da psicologo delle masse, quindi la risposta giustamente avrà il suo grado di approssimazione e le chiedo di essere coraggioso senza temere smentite. Il 60% di astensionismo, che è un dato altissimo per l'Emilia Romagna, ma non credo che il dato degli astensionisti in Italia sia di molto inferiore. È un astensionismo che aspetta, scalpita per tornare a votare, oppure c'è un sentimento di rassegnazione, di gente che dice: sentite, non mi stancate più? È un sentimento di rabbia. Quindi? Dove lo mettiamo? Nel senso che il sentimento principale che oggi c'è nel paese è la rabbia, la delusione per quello che sta succedendo. Quindi sì, c'è delusione, ma c'è tanta rabbia. La rabbia può essere attiva, come... La rabbia è una rabbia in questo momento che non ha ancora trovato una direzione verso cui andare, ma c'è una forte rabbia. Fate conto che l'indice rivoluzione o riforme, cioè quanti pensano che se per cambiare il paese sia necessaria una rivoluzione o quanti pensano che sia sufficiente la riforma, oggi nel 2014 l'indice della rivoluzione è al 44%. Pensate che nel 2011 era al 28%. È una notizia. Quindi c'è una voglia di cambiamenti veri. Cioè il 44% della popolazione sarebbe a favore di una rivoluzione più che di una riforma, sì. Ho capito bene? Perfetto. Sì, esatto, ho capito bene. È un dato... È un dato importante. Era il 28%, scusi, nel 2001. Era nel 2011, la stessa cosa nel 2011. E anche i dati di prima, scusi se le rompo le scatole su questo dato perché è molto interessante. Ma negli anni precedenti, prima 2011, siamo sempre intorno al 20%. Al 20%. È cominciato a salire dal 2011 in poi.
C'è infatti questa percezione che questo mondo di transizione che conosciamo ha il suo momento di rottura proprio nel 2011, dove inizia a rimescolarsi proprio delle fratture anche che poi vanno a definire le contrapposizioni politiche. Secondo lei è possibile ripensare a un centrodestra, centrosinistra che si muovono secondo, diciamo, una dinamica bipolare, oppure ormai il frazionamento è un dato di fatto, oppure ancora sì, ci sarà un bipolarismo ma su fratture diverse da quelle del passato? Direi l'ultima che ha detto, nel senso che le fratture ci sono, perché la società rimane divisa in blocchi maggioritari grossi. Non è più la divisione centro-sinistra-centrodestra, nel senso che il centrodestra ha bisogno di ridisegnarsi superando quello che sono stati gli ultimi 20 anni di storia. Il centro-sinistra lo sta facendo con l'esperienza di Renzi e con un partito che è diventato un partito del 40%, assorbendo tutto quello che era il pulviscolo della sinistra. Ecco, questo direi che è una buona fotografia di come stanno le cose adesso, è una fotografia in continua evoluzione. Io ringrazio Enzo Risso di averci chiarito le idee, di averci dato quel dato per noi confortante del 44% e lo saluto, grazie mille. Grazie a voi, arrivederci. Ripetiamo il dato: fino al 2011 il dato di chi pensava che questo paese era non riformabile ma servisse una vera e propria rivoluzione era intorno al 20%, al 2011 al 28%, che già era successo un bel casino, perché il 2011 è lì che nasce. Dal 2008 al 2011 c'è stato già un po' di casino. Da lì il dato di chi vuole la rivoluzione e non vuole le riforme, ma vuole una vera rivoluzione, è schizzato al 44%. Quindi mettiamo questa canzone per nostalgici del riformismo.
Mentre ci arrivano i vostri messaggi di felicitazioni, come quelli di Rita, che oggi si dichiara doppiamente contenta per il risultato della Lega e per la Coppa Davis vinta dalla Svizzera, a pari merito credo nel suo amore. Mandatecene altri, mandatecene di peggiori, mandateci delle critiche, perché qui a Radio Padania passiamo Battiato. Una volta c'era sempre uno che scriveva ogni volta che mandavamo un pezzo di Battiato ha sempre criticato la Lega, non ci scrive più. Io l'ultima volta che sono stato qui ho detto mettiamo Battiato i PD, no, perché no, c'era uno migliaia no, di non critiche, migliaia, ce n'era uno che saluto peraltro perché vuol dire che è un ascoltatore affezionato, che ogni volta si mandava una canzone di Battiato, scriveva ma Battiato ha sempre parlato contro la Lega. Sì, ma sono le canzoni. Quindi Battiato non è passato dai microfoni di questa radio per anni. Ma non lo so, forse ogni volta qualcuno. L'abbiamo sdoganato, ben 2 canzoni di Battiato in 2 settimane. Senti, comunque abbiamo parlato dei flussi elettorali con Enzo Risso in maniera professional. Non ci siamo soffermati molto sul Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle ha perso giusto quei 262.000 voti in Emilia Romagna. Esercito. Che non l'hanno votato, ha confermato il 30% del suo voto in Emilia Romagna, ne ha persi 35.000, quindi quanto il PD, però qui stiamo parlando dell'8% verso la Lega Nord, così sembra, mentre solo una deriva del 2% verso diciamo la sinistra, SEL, Rifondazione. In ogni caso l'astensionismo. Sapete poi che avrete se magari seguito che Beppe Grillo non si è impegnato molto in questa campagna elettorale in Emilia Romagna, tranne per un comizio che ha fatto proprio poco prima della chiusura a Bologna. Io direi che potremmo trasmettervene un pezzetto, ma non così per fare qualcosa di originale, che ormai trasmettere Grillo non è più molto originale, ma perché c'è un cambiamento, esatto, nel suo modo di parlare, un cambiamento anche secondo me nella visione del mondo che porta Grillo, o se non è un cambiamento potrebbe essere un chiarimento. Li sentiamo e poi ce ne facciamo un'opinione assieme. Costa qualsiasi tipo di lavoro o ha bisogno di un reddito per rimanere dentro la società? Allora è il reddito che ti respinge o ti inserisce nella società, non è il lavoro. Migliaia di persone, milioni di persone sono convinti di avere un posto di lavoro. Aspetta. Ma no, oltre, sì, oltre, hai ragione. Ma noi abbiamo presentato reddito di cittadinanza, che ha delle prerogative, 3 lavori in 3 anni, ti segue lo Stato in un percorso, intanto fai dei lavoretti, se non accetti cadi in reddito. C'è in tutta Europa, questa è una piccola cosa, ma il concetto è importante. È il concetto. Molti sono convinti di avere un posto di lavoro e un posto di reddito, quindi sei costretto a fare qualsiasi tipo di lavoro a qualsiasi prezzo per non essere espulso dalla società. Qua sta già toccando un altro argomento. Io scusate se ve lo divido un attimo in sequenze, però è importante perché Grillo, l'opinione che si ha su Grillo è sempre istintiva, non si va mai a vedere che cosa dice effettivamente, e secondo me invece questo intervento è interessante proprio spezzettarlo in 3 pezzi, perché ci sono veramente dei contenuti, cioè è importante il reddito più dell'occupazione, più del lavoro nel mondo di Grillo, nella proposta del Movimento 5 Stelle, perché l'ha detto chiaramente, è il reddito che ti inserisce nella società e non il lavoro. Poi ha fatto anche una critica secondo me condivisibilissima, che alcune persone pensano di lavorare e invece hanno un reddito. Esatto. Ed è semplicemente un'inclusione sociale il loro lavoro, non è un valore aggiunto, però c'è una bella differenza. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul reddito, dunque non sul lavoro. Sì, secondo il 5 Stelle dovrebbe essere in questo modo. E poi quello che però, scusa, volevo precisare è un passaggio di questo tipo, che quindi guardare al reddito non al lavoro, mentre proprio oggi la Lega ha presentato, per dire le differenze anche sostanziali che ci sono tra Movimento 5 Stelle e Lega, una riforma costituzionale che vada a mettere in Costituzione il principio della piena occupazione, che è esattamente il contrario, se vuoi, di una repubblica fondata sul reddito, come giustamente dicevi tu, della Repubblica 5 Stelle, della Costituzione di Grillo. Poi l'intervento di Grillo a Bologna va avanti, adesso sentiamo un altro pezzo. Anche l'estetica è cambiata, perché dalle piazze strapiene sembra uno scantinato, sai, quelle palestre dove fanno i corsi. Di pensare
Che tipo di società vogliamo? Che tipo di società vogliamo? Che ti alzi e pensi al lavoro, vai a dormire, pensi al lavoro e pensi a lavorare, andare a 100 km, a lavorare sempre più distante da casa tua. Oggi vorrebbero una società che vai a lavorare a 100 km, cambi casa ogni 2 anni. Ma chi è che vuole una società così? Io voglio avere un lavoro che è una parte importante della mia vita, ma non deve essere tutta la mia vita, perché la mia vita è fatta di altre cose. Vogliamo far capire questi concetti. Io posso leggermi un libro, parlare con un cane, a stare con i miei figli, con la mia famiglia. Io voglio una vita! Una vita, cazzo, la vita! Allora, vogliamo cominciare a progettare una vita un po' diversa, che non parlare di sindacati. I sindacati sono fuori secolo! Ma non... Come facciamo a fare queste cose? Ecco, poi vedete, Enzo Risso aveva segnalato come il Movimento 5 Stelle pagasse una battaglia percepita come di retroguardia a difesa dei sindacati, mentre se poi vai a sentire Grillo, i sindacati sono fuori secolo. Fuori secolo, quindi in realtà proprio c'è un gap tra la percezione di Grillo e il contenuto. Però qui tocca 2 aspetti fondamentali. Il primo è che la vita non è il lavoro, cioè non si vive per lavorare, ma si lavora per vivere, è un rapporto molto importante, esatto. E poi il tempo libero è sacro, cioè il tempo con la famiglia è sacro, il tempo con i figli è sacro, ma anche negli altri paesi europei. Negli altri paesi europei c'è molta più sensibilità verso il tempo libero, il tempo con la famiglia e di andare. Ma anche in Italia credo, perché se il 5 Stelle conferma dei voti, opinione mia, ripeto, se ne avete le vostre, 346 64 277 56, opinione mia, se il Movimento 5 Stelle conferma dei voti, anche perché riesce a toccare queste corde, cioè il lavoro va bene, però io voglio una vita, cazzo, e prende l'applauso, no? Il bello queste è anche... persone che in questo momento comunque erano lì a sentirlo. Ma bella è anche la domanda, come facciamo a farlo dall'opposizione? Infatti, sentiamo la risposta. Fare queste cose. Ti ripeto che questi sono concetti che entreranno, perché il futuro è questo, il futuro è che, scusate un attimo, allora, facciamo un'ipotesi. Quanto costava un frigorifero 20 anni fa e quanto costa oggi? Oggi un frigorifero costa 1/3 di quello che costava 20 anni fa, va bene? Costa 1/3. Quanto costa un parrucchiere rispetto a 20 anni fa? Il triplo. Cosa vuol dire? Che tutto il lavoro dell'uomo è tassato, tutto il lavoro della macchina lavora in nero, non è tassato. Se io ho dei capitali, dove investo? Ditemelo. Dove investo? Investo nell'automazione, nella macchina. Quindi non crei posti di lavoro oggi con la crescita, facendo più frigoriferi o più cose. Non crei posti di lavoro, li togli i posti di lavoro, crei produttività con meno. Abbiamo passato 100 anni per liberarci dalla massa del lavoro con l'automazione e adesso ci stiamo scannando per fare qualsiasi cosa a qualsiasi prezzo per il lavoro. Ecco, anche qua c'è un'altra c'è un aspetto importante. Quando c'è stata la rivoluzione industriale si pronosticava che l'uomo avrebbe lavorato al massimo 3-4 ore al giorno, perché dicono tutto verrà fatto dalle macchine, dai robot essenzialmente, e quindi l'uomo lavorerà meno, perché tutte quelle mansioni fatte dall'uomo verranno fatte dai robot e dall'automazione. Invece la giornata lavorativa è rimasta di 8 ore per 120 anni, cioè è rimasta abbastanza stabile sulle 8 ore. E anzi doveva essere di più, con dure lotte sindacali è rimasta 8 ore. Ma aggiungo un altro pezzettino. Ma una volta lavorava il cosiddetto capofamiglia, c'era la moglie a carico e 6, 7, 8 figli, e non stiamo parlando delle cascine ottocentesche in cui c'era la tubercolosi e il colera, stiamo parlando di in 1925 centro Milano, appartamento, quindi stiamo parlando di una società tutto sommato civile, via. Sì, i nonni. 1930 ecco, quindi i nonni lavorava il papà, la mamma cucinava, stirava, faceva un sacco di mansioni, aveva questo ruolo importantissimo, e poi c'erano 8 figli e lavorava solo lui. Però ti dico, secondo me questo passaggio qua, io non ho un'opinione consolidata, però il fatto di toccare questo passaggio, ossia anche l'orario del lavoro, che potrebbe essere in realtà diminuito con il sistema tecnologico che c'è adesso, e superare quello che secondo me è il modello proprio che ci insegnano a scuola, dove tu devi stare 8 ore qualsiasi cosa succeda, in realtà è un altro dei temi che, come
in tanti altri casi bisognerebbe evitare, secondo me, da padanista, di lasciare in mano a Beppe Grillo, perché altrimenti è chiaro che c'è una parte, secondo me, di elettorato che rimarrà sempre lì. Sono arrivate un paio di opinioni, mandatele al 346 64 277 56. Abbiamo poco tempo per aprire le linee, ma il tempo per leggere l'SMS di Sergio ce l'abbiamo. Cosa conta il reddito di cittadinanza quando si è sotto attacco speculativo? È solo un bluff, secondo Sergio. È il problema alla base. A monte, come si diceva, mentre abbiamo un appello all'unità da parte di Roberto, che ci fa i complimenti a tutta la dirigenza e dice devono lavorare insieme, e non mancheranno di lavorare insieme alla dirigenza della Lega. Se volete, durante la pubblicità mandate qualche opinione su quello che abbiamo sentito ora di Grillo, se non volete noi abbiamo comunque tanti argomenti da trattare, come volete voi, solo che, come invece vuole la prassi, tra pochi secondi ascolteremo la reclama. Ehi, ascoltatore di Radio Padania! Il sondaggio telefonico Eurisco per conoscere quanti sono gli
Allora, io darei per chiuso l'argomento Grillo con la pietra tombale di un amico che ci scrive anonimamente: ma come fa Grillo a dire che il reddito di cittadinanza eccetera eccetera se non si può stampare moneta? Discorsi campati in aria. Esatto, direi che questa può essere una pietra tombale per ora, però invece su altri argomenti secondo me bisogna tornare anche alla luce di quanto dice esatto, dobbiamo parlare Mrs. di più, Robinson. Esatto, dobbiamo parlare di più di lavoro. Cosa dice Mrs. Robinson? A un certo punto questa canzone dice: ogni volta che devi scegliere sei sempre tu quello che perde. Che sembra una frase che ti scorre via durante la canzone, invece è importante. Sono quelle frasi che il Pinti rimane sveglio. Perché quando tu hai una scelta tra due cose, tra solo due cose, vuol dire che ti hanno già fregato, perché ti hanno messo davanti a due alternative. Quindi se vi chiedono, amici da casa, vuoi tu le pere o le mele, ricordatevi di rispondere sempre banane. Ultimamente ce n'è una sola, come dice Fusaro, ad esempio. Cambiare è possibile. Nel suo libro dice chiaramente che la televisione, i media, la politica, meglio certa politica, ti inculcano il fatto che non si può fare diversamente. L'Europa è obbligatoria, l'euro è obbligatorio, la situazione che c'è adesso in cui dobbiamo lavorare per pagare il debito pubblico di andare è obbligatoria, cioè non abbiamo neanche la scelta tra due cose, abbiamo la scelta tra una e una. Allora, questa sera l'intervento di Diego Fusaro non ci sarà in diretta, però ci ha raccomandato, siccome ormai ci tiene al rapporto col pubblico di Radio Padania, ci ha raccomandato un suo filmato di poche settimane fa che ha messo in rete. Ci ha detto: davvero professore, salterò una lezione, però mandate quello perché è nel filologico. Ci ha mandato le slide. Sì, ci ha mandato le slide, quindi noi facciamo un po' i supplenti questo lunedì di Fusaro e ce la caviamo però grazie alla tecnologia, la tanto vituperata tecnologia, mandando questo file appunto un inglesismo di Diego Fusaro file sulla televisione. Molti autori, filosofi e critici hanno sottoposto ad attenzione critica e demistificante la televisione come medium tramite il quale si producono alienazione della coscienza, reificazione delle menti e tramite il quale il potere perpetra il suo dominio. E tuttavia, poiché la televisione non ha smesso di esercitare in maniera compulsiva il proprio dominio, ottundendo le coscienze e rendendole incapaci di cogliere l'alienazione in cui il mondo moderno è sospeso, io credo che sia possibile ancora oggi, 2014, svolgere alcune considerazioni critiche intorno alla televisione. Anzitutto, la prima cosa da mettere in luce è quello che già sapeva Pasolini, come anche quello che già sapevano gli autori della scuola di Francoforte, cioè che la televisione non è un medium neutro la cui bontà o cattiveria dipende dall'uso che se ne fa. La televisione è uno strumento essenzialmente valutativo, essenzialmente di parte, essenzialmente non democratico, giacché ha come proprio fondamento il fatto che a parlare sia uno o comunque pochi e ad ascoltare siano in più. La televisione, cioè, è uno strumento perfettamente omogeneo con la società di massa in cui tutti vogliono e pensano le stesse cose e in cui, cioè, vi è una sola persona o poche che decidono per tutti e gli altri, come l'immenso gregge amorfo degli ultimi uomini descritto dallo Zarathustra di Nietzsche, seguono passivamente i comandi altrui. Ma poi va anche detto che la televisione opera, per così dire, una sostituzione della realtà reale con una realtà mediatizzata. Tramite la televisione, cioè, il mondo vero diventa favola, per dirla con Nietzsche, e in suo luogo subentra una realtà mediatizzata, disciplinata capillarmente dall'industria dei consensi e dalla fabbrica della verità organica al potere. La realtà sparisce ed è sostituita da un flusso mediaticamente sorvegliato di immagini che non fanno altro che riconfermare sempre da capo l'ordine simbolico dominante. In televisione, come già diceva anche Baudrillard,
tutto diventa in qualche misura rassicurante, tutto diventa spettacolo, anche il bombardamento di uno Stato, anche la distruzione di massa diventa uno spettacolo a cui si assiste comodamente dalla poltrona di casa senza scomporsi. Cioè la TV ha un effetto anestetizzante delle coscienze, normalizzante, produce addomesticamento e annulla il pensiero critico. Poi la TV, va anche detto che, come dicevo prima, esercita una funzione espressiva di tipo dominante. Non dimentichiamoci che non soltanto i mezzi di produzione, ma anche i mezzi di trasmissione, potremmo dire, i media, sono appannaggio della classe dominante, la quale li utilizza naturalmente per riconfermare sempre di nuovo, nella forma dell'ordine simbolico, la propria egemonia. Da questo punto di vista, come diceva in maniera intelligente Baudrillard, la TV è di fatto il potere dominante nel salotto di casa propria. Essa garantisce l'omogeneità dei sudditi rispetto al potere, tenendo sempre sotto sorveglianza le loro coscienze e insieme producendo l'isolamento della società. L'odierna società esiste come atomistica di atomi seriali, frammentati, allontanati dalla comunità e costretti a esistere nella forma dell'atomistica delle solitudini, magnificamente criticata da Hegel. E appunto la TV esercita questo dominio, riduce l'individuo ad atomo passivo di fronte alla TV. Questo aspetto è stato messo in luce, come dicevo, da Baudrillard, ma lo si ritrova diversamente declinato anche in un capolavoro per la comprensione critica dei mezzi televisivi, quale è ad esempio La società dello spettacolo di Guy Debord, in cui appunto Debord mostra come la spettacolarizzazione consista nel momento in cui la merce diventa assoluta. È uno spettacolo, potremmo dire, tramite il quale si esercita in forma spettacolare il dominio di classe e in cui appunto la realtà è sostituita dalle immagini governate artatamente dal dominio dei dominanti. E tramite la televisione appunto si determina quella forma di individuo totalmente passivizzato, totalmente omologato, che è l'homo videns. Sull'impero della mediacrazia non tramonta mai il sole della passività, parafrasando Guy Debord. Cioè l'individuo è costretto tramite le tecniche manipolatorie del regime mediatico televisivo a essere passivo, osservatore passivo di fronte allo spettacolo. Ciò appunto produce fatalismo, disincanto, rassegnazione e distanziamento dalla critica e dalla realtà. L'individuo diventa appunto sempre più distante rispetto alla realtà mediatizzata. Da questo punto di vista appunto la TV esercita magnificamente il dominio sulle coscienze. La TV induce ad amare gli oppressori e a odiare gli oppressi, induce a essere cultori ignari della propria stessa schiavitù, a vivere appunto come normale tutto ciò che capita. Non trovate normale ciò che accade tutti i giorni, diceva Bertolt Brecht. Ebbene, la TV fa esattamente questo. Normalizza e rende, come dire, qualcosa di ovvio, banale, scontato tutto ciò che accade. Rende plausibile l'inimmaginabile, potremmo anche dire. Sostituisce la realtà reale con la realtà mediatizzata e in questo modo provoca una supina accettazione delle logiche dell'esistenti vissute come in sé buone e positive. La realtà appunto produce ottundimento delle coscienze quando è mediatizzata. La realtà viene sostituita da un flusso governato dal potere. La realtà mediatizzata della televisione è il luogo perfetto in cui si esercita l'esistenza inautentica descritta da Heidegger, in cui c'è chiacchiera, curiosità ed equivoco e in cui l'essere, anziché venire svelato, è occultato. Da questo punto di vista potremmo dire che la realtà mediatizzata è un momento decisivo e niente affatto secondario nell'esercizio del dominio da parte dei dominanti e dunque nel costituirsi della lotta di classe oggi gestita univocamente dai dominanti. Appunto i mezzi di produzione come anche i mezzi di diffusione delle informazioni sono solidamente in mano ai dominanti. La televisione da questo punto di vista è il luogo in cui meglio si esprime questo dominio dei dominanti. Per cui una critica dell'impero mediatico è fondamentale per
sviluppare quella che resta la critica del capitalismo in tutte le sue determinazioni. Ecco, ci teneva Fusaro a mandare questo pezzo sulla televisione in radio, in modo tale che con il mezzo che ancora resiste nonostante internet, nonostante tutto, si facesse un po' di antidoto a quello che è il pensiero unico che ci viene propinato dal più totalitario dei mezzi. Come vi avevamo promesso, noi cerchiamo adesso di collegarci con Claudio Borghi Aquilini, che però in questo momento non può rispondere al telefono, ci dicono dalla regia, perché c'è insomma una notizia che riguarda lui. Lui è andato oggi, responsabile economico della Lega Nord, che va a Livorno a incontrare i delegati della FIOM dell'azienda TVR, e questo prima del 2011 sarebbe stata una grande notizia. Oggi, forse, se siete abituati ad ascoltarci, sapete che questa grande notizia forse non è, perché sapete bene che molto spesso abbiamo in onda con noi, ma anche la Lega Nord incontra sia a destra che a sinistra, tenendo come faro la risoluzione pragmatica dei vari problemi che ci possono essere. Però siamo curiosi di sapere come è andato questo incontro a Livorno. Adesso vediamo di nuovo con l'ottimo regista se si riesce a fare questo collegamento. Mettiamo come nostra costumanza una canzone propiziatoria, che peraltro diciamo può essere un po' la simbologia, no, di un movimento politico che va verso un nuovo elettorato. Cosa dici, Bordo? Ma perché no? Basta che non ti schianti. Basta che non ti schianti. Facciamo una puntata, uno speciale sulle onomatopee del ciunga. Sai quanto gli è fruttato ciunga? È stata una grandissima intuizione. Allora, noi stiamo cercando di collegarci con Borghi, ma non ce la facciamo. Quindi, se volete, vogliamo cercare di dimostrare immediatamente che non è la radio lo strumento totalitario, come invece diceva prima Fusaro, e se volete possiamo aprire le linee con voi ascoltatori per quella che ormai avrete imparato a conoscere in questi casi, essere la domanda sovrana. O popolo che ci hai ascoltato con summa pazienza, qual è secondo te la morale di questa giornata? E soprattutto il Molise esiste? E soprattutto a Castrolibero sono riusciti a finire lo spoglio? No.
alle 18:20 non è ancora finito lo spoglio delle urne a Castro Libero. Secondo te arrivano domani? Facciamo delle scommesse. Non lo so, io passerò a chi succederà a Rebelot alla prossima trasmissione ancora il monitoraggio di Castro Libero, perché vi ricordo le elezioni non sono ancora finite. Abbiamo un ascoltatore che si è prenotato, cornetta più veloce del nord, per dirci qual è la morale di questa giornata. Lo prendiamo al volo in diretta con noi. Pronto? Salve, sono Carlo da Trieste, mi rifaccio alle parole di Grillo. Sì. Quando ha detto lavoriamo tutti, lavoriamo meno, produciamo tutto ciò che serve per la vita a un alto livello, con condizioni di vita migliori di quelle in cui viviamo attualmente. Questo è un principio pauperistico fondamentale per superare il capitalismo. Il capitalismo concentra la ricchezza in poche mani, sfruttando un numero sempre minore di lavoratori, perché le macchine si sostituiscono agli uomini. Occorre lavorare tutti, lavorare meno, produrre tutto ciò che serve in un regime di proprietà collettiva. Ti ringrazio e saluto. Grazie mille. Grazie mille. Io dico adesso, oltre molti ascoltatori io so che sono nauseati un po' da questi concetti, perché gli hanno dato delle sorte di anticorpi contro quel certo tipo di pensiero, però secondo me va preso questo pensiero, va analizzato, bisogna prendere ciò che è buono per questo della società migliore. Io non entro nel merito neanche l'amico da Trieste di quello che ha detto, faccio solo presente a chi ci sta ascoltando che è Radio Padania Libera, queste cose non le ascoltate più da nessun'altra parte, esatto. Quindi è un documento radiofonico comunque importante e, ripeto, secondo me dei temi che, come dicevi tu Bordo, sono da prendere in mano e analizzare. Il rapporto uomo-macchina, tempo libero e che cos'è oggi il lavoro. E anche reddito, perché, reddito, ripeto, una volta erano monoreddito e ti davano avanti in 12, adesso lavoro nel mare, il padre e non riescono ad arrivare alla fine del mese, qualcosa. Sono tre temi da tenere a mente, se non vogliamo insomma lasciarli così in appalto al solo Movimento 5 Stelle e ai suoi canali di informazione. Qui come Radio Padania secondo me dobbiamo intercettare anche queste questioni e parlarne assieme. Abbiamo altre due telefonate che sono candidate a segnare qual è la morale di questa serata. Pronto? 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 Sì, sei in onda, ciao. Ascolta, la morale, sono io che parlo, posso Sì, sei tu che parli. Allora, la morale di oggi, io non so se non ho seguito bene tutta la televisione perché non potevo. E allora vuoi dire la morale, va bene, forse la è giusto. morale è mollare Berlusconi perché è finito da una vita, mollare Berlusconi perché dobbiamo andare ancora 20 anni fa quando la Lega è andata da sola alle elezioni, solo così si vince. Grazie mille. Mollare Berlusconi, abbandonare le macchine. Io penso che ormai Berlusconi si sia mollato da solo in qualche modo. Sì, anche secondo me. Quindi... Abbiamo ancora un altro ascoltatore che si candida a darci la morale di questa giornata. Pronto? Pronto. Buonasera. Buonasera, io volevo dire due cose. La prima è quella che la Lega dovrebbe fare un passettino indietro quando c'era Bossi. La Lega non deve cambiare il DNA dell'indipendenza della Padania, perché altrimenti non dobbiamo diventare nazionalisti ma secessionisti come siamo nati. La seconda è: fate un po' chiarezza per quanto riguarda questi slogan, perché si parla solo sempre di stop immigrati, ma abbiamo messo in secondo piano i padani per caso, cioè i lombardi, i marchigiani, i toscani, non abbiamo più un'identità. E poi sul simbolo intanto mettete quello anche della Padania, non solo quello basta euro. Grazie, ma adesso secondo me la parte relativa ai simboli spesso soggiace a valutazioni veramente di carattere elettorale, nel senso che se uno fa tutta la campagna elettorale, ma non riguarda solo la Lega, riguarda un po' tutti i partiti, la Lega in particolare ha sempre avuto una parte di simbolo variabile da presentare sulla scheda elettorale sulla base di qual era l'argomento che si era condotto con maggior forza nei mesi. Su quanto riguarda la natura della Lega, secondo me cioè non sta cambiando più di quanto non sia normale che cambino le cose con il passare del tempo. Non ho visto. Ma ci sono diverse stagioni, il DNA secondo me rimane. Non c'è stata Fiuggi o la Bolognina, per usare esempi storici che hanno segnato svolte anche nell'immaginario, cioè dopo la Bolognina Occhetto chiude con la falce e il martello e apre una stagione diversa. Certo. Dopo Fiuggi Fini
chiude con la parte del movimento sociale, con il fascismo e con tutto quel portato e apre una fase diversa. Entrambe queste storie hanno dovuto rinnegare un po' del loro passato. A me sembra che la Lega del suo passato non rinneghi proprio niente, e il 98% degli argomenti che sento dire in TV da Matteo Salvini, io che comunque nella mia esperienza di vita sono sempre stato intorno al leghismo, non sono grandi novità per me che ho vissuto all'interno di un ambiente politico-culturale di questo tipo. Non c'è un argomento su cui la pensiamo in maniera opposta rispetto a 5 anni fa. Ecco, quello secondo me non c'è stato uno smarcamento. E anche sull'unità nazionale non mi sembra che Salvini abbia cantato l'inno d'Italia, preso la bandiera italiana. Lui parla di italiani e non di Stato Italia, che sono, anzi, mi sembra nel suo modo di pensare e anche nell'anima profonda della Lega, che in qualche modo qua qualche volta intercettiamo, due realtà completamente diverse. Però questa è la mia opinione, che non è che fa la linea del partito, è giusto per dare una risposta. Io ad esempio lotto per l'indipendenza del Sud. Io per l'indipendenza del mio monolocale, che sarà una piccola patria all'interno. Piccolo individualista. Io sono talmente indipendentista che voglio partire dalla mia. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto, io dopo la telefonata della signora ho uno slogan poi per la morale della finale, però te lo dico dopo. Allora, il signor Bossi ha fatto la Lega, diciamo, io l'ho cominciato a votare nell'83, che si chiamava, che ha chiesto di votare un movimento per il Veneto, pensa, io ero a Pavia. Ecco, di conseguenza pensa da quanto lo voto. Ma il signor Bossi c'era quando c'era ancora la lira e c'era quando c'era ancora la democrazia, anche se era quella cristiana. La morale. C'era ancora. La morale, dopo la telefonata della signora, è la morale è sempre quella: fai merenda con Nutella. Oh, grazie, grazie grazie. Vabbè, ma Nutella ormai è un termine di uso comune, non riguarda più il prodotto. Sì, ormai è un po' come il Moncler per il come pulmino, la Bic per la penna, sì. La Lega per partito autonomista, esatto. Capito? Sì, vota una Lega. Vota una Lega e scegli tu quale. Non lo so, e soprattutto sono basito riguardo all'unità di questo paese, perché stanno ancora votando in Calabria. Ora stanno scutinando. Vi prego. Ma proviamo di chiamare Cazzolino. No, abbiamo poco tempo. Se qualcuno all'ascolto vuole farci cambiare idea sull'indipendenza, telefonate a Castrolibero, perché oggi vi diamo notizia che alle 18:26 a Castrolibero non hanno ancora finito di scrutinare non 1000 sezioni su 1000, 8 su 10 di un comune con, ricordiamo, 9.000 abitanti. È così. No, non è vero che non aggiornano il sito del Ministero. È aggiornato, sì, alle 15:59, è ancora... È aggiornato alle 4 perché hanno dei problemi. Comunque, sentiamo al volo, abbiamo 3 minuti, però ve l'avevamo promesso, ce l'abbiamo, Claudio Borghi Aquilini, che dovrebbe essere in onda con noi. Ciao Claudio. Pronto? Ecco. Ciao Claudio. Pronto? Guarda, abbiamo purtroppo pochissimi minuti, però abbiamo detto... Anch'io ho pochissimi minuti di autonomia del telefono. Come è andata a Livorno con la FIOM? Tu che comunque sei un pensatore liberale... È andata benissimo dal punto di vista del rapporto, è andata malissimo per le prospettive dell'Italia. Cioè, io ho visto una fabbrica che è un gioiello, ho visto una fabbrica che rimetterla insieme nel momento stesso in cui dovesse chiudere sarebbe impossibile o quantomeno costosissimo. Ho visto un prodotto d'eccellenza che non è solo una questione importante che uno deve capire, non è solo una questione livornese, perché i prodotti che entrano in questa fabbrica per poi dopo diventare esperti vengono da Brescia. Le macchine che vengono utilizzate in questa fabbrica per costruire le cose sono di Bergamo. Cioè, se noi prendiamo e consentiamo che si deindustrializzi l'Italia in modo tale da trasferire le produzioni in altri paesi, c'è un effetto domino di cui noi non ci rendiamo conto. Non sono solo queste 400 famiglie qua a Livorno, ma poi dopo significa persone che chiudono i fornitori a Brescia, significa che chiudono i fornitori a Bergamo, un disastro. Per cui bisogna veramente, quando io dico che non ci sono altre priorità rispetto al lavoro, perché colpiscono, è tutto integrato. Cioè se io prendo e desertifico qua, poi dopo le conseguenze arrivano a Bergamo, a Brescia, a Milano, a Torino e chi più ne ha più ne metta. Per cui gli operai sono stati gentilissimi, sono stati totalmente solidali e hanno capito che le nostre battaglie sono quelle giuste,
è una cosa epocale, perché figurarsi qua a Livorno, a Piom, cosa potrebbe avere in simpatia una Lega Nord. Però quello che ci siamo detti fra, diciamo, a porte chiuse, ma fra tutti, è che non è una questione di destra e sinistra, è una questione di sopravvivenza. Claudio, io ti ringrazio. È la cosa più importante. Claudio, ti ringrazio molto, ci collegheremo con te nei prossimi giorni con più tempo, anche per parlare di quell'emendamento che abbiamo annunciato alla Costituzione, perché sia garantito nella Costituzione la piena occupazione, altro che pareggio di bilancio. Grazie mille Claudio Borghi. Grazie a voi. Grazie mille a Claudio Borghi. Per questa sera con Rebelot, come vi accorgete, stiamo concludendo, anzi abbiamo proprio concluso, e ci sentiamo domani alle ore 16:30 qui su Radio Padania Libera. Dopo Rebelot, Leo Sigli, dite la vostra, il punto politico con Pierluigi Pellegrin e poi i giovani padani di Milano e il mondo di Tarkus. Je veux d'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fa mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Salutiamo. Saluta anche tu. Ciao. Oubliez donc tous vos